Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Aspetto il calciomercato, Battiamo Napoletano, come state? Tutto bene? Spero di sì. Allora, questo video è un video dove andrò a parlare di varie notizie di mercato. Allora, dopo avervi parlato nel precedente video tra di David al Milan, tra l'altro la sto registrando 5-10 minuti dopo aver pubblicato il video di David, però questo qua lo farò uscire verso le 7, 7 e mezza, più o meno, più o meno. Poi in pratica, oggi come primo argomento di questo video, poi ovviamente ce ne saranno altri possibili trasferimenti, parleremo di Atta, attuale attaccante dell'Udinese, che in questo campionato sta esplodendo molto. Dopo, diciamo, lui richiedeva spazio l'anno scorso. Ovviamente non poteva perché stavano giocatori molto più forti di lui, cioè come Toven, attaccanti come Toven, Lucca, e quindi non poteva avere così tanto spazio, ma quest'anno, dopo l'addio di Lucca che si è trasferito a Napoli e Toven, l'addio di Toven, in pratica si è scoperto un talento, l'Udinese ha scoperto un talento che non veniva usato principalmente l'anno scorso e Atta è nel mirino di big italiane e big europee. Allora, vi faccio qualche nome di queste big. Allora, la prima, passiamo all'Italia. Partiamo dall'Italia. Allora, in Italia ci stanno due club proprio che stanno uscendo in questo periodo, in queste settimane più che altro, come la Juventus che cerca un attaccante e un vice Vlahovic per poi andare a rivendere, visto che, no scusate mi sono confuso, volevo dire per via che Vlahovic sta per lasciare il club, a fine stagione lascerà il club a parametro zero perché il contratto gli scade quest'anno, quindi non potrà più essere un giocatore della Juventus, a meno che la Juventus in questi mesi non gli rinnovi il contratto. Fino a giugno, luglio, ora non ricordo precisamente quando gli scade il contratto, se non mi sbaglio a giugno, il 31 giugno. Poi c'è il Napoli su di lui che cerca un attaccante per sostituire a meglio Lukaku, cercando di vendere, cioè no, di vendere sì, Ambrosino, di darlo in prestito, non proprio vendere ma darlo in prestito per fargli fare le ossa e dargli più minutaggio e come tra virgolette sostituto di Ambrosino sta pensando per Atta dell'Udinese. Poi come ci stanno come le big italiane ci stanno anche big europee, l'abbiamo visto l'anno scorso come con Leone che c'erano squadre di Premier su di lui, come il Liverpool che poi ci è andato a fine stagione. E infatti c'è il Bayern Monaco in Germania e il Manchester City in Premier League che cerca un giovane per sostituire in futuro Erling Braut Haaland. Poi come prossima notizia, poi come le altre due notizie di giornata, che tutt'oggi stanno uscendo poche notizie, a parte quelle che rispetto a tutte le altre, perché poi sono poche le notizie di oggi. Ehm, Abbiamo solo una del Potenza, una del Manchester United, poi quelle che vi avevo detto in precedenza, a inizio video e nello scorso, nel video di prima. E non è che oggi è una giornata proprio piena di notizie, quindi dici tu, facciamo un video lungo di tipo 12-15 minuti dove parliamo approfonditamente, si può dire, sì, di tutte le notizie, e tra l'altro ci stanno più notizie. No, parliamo in due video diversi,
di più notizie, delle poche notizie di calciomercato. Allora, abbiamo una notizia del Manchester United dove il club inglese cerca nuovi nomi per il centrocampo. Oltre a Baleba, che già si sta parlando nelle scorse ore, nelle scorse giornate, nelle scorse settimane, da un po' di tempo più o meno, abbiamo anche altri nomi come Stiller, Anderson e Varton. Diciamo sono i nomi papabili per un centrocampo per il centrocampo dello United. Ricordo che lo United cerca di non prenderle 2, 3, 4, cerca di prenderne uno, ma cercare di centrare l'acquisto e che sia un buon acquisto e che può risollevare il club dalla profonda crisi che stanno avendo da una decina d'anni a questa parte, dal 2015, dopo l'addio dell'allenatore storico del Manchester United. Se ve lo ricordate, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Allora, poi abbiamo come ultima notizia l'esonero, non proprio l'esonero, ma il direttore sportivo De Vito del Potenza ha risolto consensualmente il suo contratto con il club che milita in Serie C, sì, in Serie C gioca il Potenza. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, intanto siamo aumentati anche di 1 a 46, siamo arrivati, dobbiamo arrivare a 50 iscritti entro domani, voglio subito, subito, e mi raccomando lasciate un bel like sotto questo contenuto, ciao!